Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Come avrete intuito, sono tornato a casa dalle vacanze che ho svolto qui in Italia ed ora aspetto l'inizio delle scuole. Oggi insieme con voi vorrei parlare di una regione d'Italia, sempre nella playlist delle regioni d'Italia, e cioè vorrei parlarvi della regione Trentino, regione in cui ho passato la maggior parte delle mie vacanze estive nel mese di agosto con la mia famiglia e con i miei amici. Per saperne di più, guardate il filmato che riguarda il castello di Ossana, il castello di San Michele, vi lascio anche un link in descrizione. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace, un bel pollice in su, e vi ricordo che ogni giovedì alle ore 17 su questo canale esce un nuovo video. Ecco, come avrete sentito dall'introduzione, adesso parliamo delle caratteristiche fisiche. Il Trentino Alto Adige, come posizione geografica, si trova in Italia settentrionale e confina a nord-est con l'Austria, a est con il Veneto, a ovest con la regione confinante Lombardia, a sud-est con il Veneto e a sud-ovest con la Lombardia. Parlando di orografia e di territorio, questa regione è completamente ricoperta dalla montagna. Infatti, se andiamo a guardare in percentuale, il 100% del territorio è montuoso e le principali montagne, appunto, sempre parlando di orografia, sono la Vetta d'Italia, il Gran Pilastro, la Palla Bianca, la Marmolada e l'Ortles. Invece i valichi di trafori più importanti, i valichi di trafori principali, sono Passo Pordoi, il Passo del Brennero, di Resia, dello Stelvio e del Tonale e di Maria Croce di Comerico. Scusate, parlando invece di idrografia, i fiumi più importanti sono l'Adige, da cui deriva il nome della regione, il fiume Isarco, il Noce e il Brenta. Il lago più importante invece è il lago di Garda. Il clima di questa regione è caratterizzato da inverni lunghi e freddi e molto nevosi e da estati molto brevi e fresche. Ne sono testimone, ho passato una settimana qui ad agosto. Invece, parlando di caratteristiche politiche, la densità di popolazione della regione Trentino è di 77 abitanti per chilometro quadrato circa. Lo statuto di questa regione invece è speciale. La regione Trentino è una regione a statuto speciale, mentre le attività produttive principali sono l'agricoltura, il legname, le centrali idroelettriche, l'artigianato del legno, ci sono molti artigiani se andate a visitare il Trentino, il turismo e poi infine l'allevamento. Il capoluogo di regione del Trentino Alto Adige è Trento. In Trentino ci sono 2 province autonome, queste sono il Trento, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano. I dialetti più parlati e i parlati in queste regioni sono il mocheno, il cimbro, che è originale dal tedesco, il tirolese e il ladino. Quindi queste 4. Questo video era sulla regione Trentino Alto Adige. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati fino alla fine. Ringrazio la regia e ci vediamo giovedì prossimo alle 17. Ciao!